Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questo nuovo video di Economia Pop. Sigla! Oggi parliamo di un concetto molto caro a chi gestisce un'azienda, i costi sommersi. Magari inizialmente potrebbe non sembrarvi molto interessante come argomento, ma lo è, fidatevi, arrivate fino a fine video. Partiamo con lo spiegare il concetto di costo sommerso. Che cos'è effettivamente? Il costo sommerso è una spesa irrecuperabile. Soldi che ormai abbiamo versato e che non ci verranno mai più dati indietro. Per capire la rilevanza di questi costi sommersi, facciamo un esempio. Domani improvvisamente divento per qualche motivo ricco con la mia azienda di grissini e quindi decido di dover comprare casa. Dopo aver girato un po' di quartieri troviamo la casa dei nostri sogni, c'è la piscina, c'è l'idromassaggio, un giardino enorme, qualsiasi cosa si possa desiderare da una casa. Il costo però è di 1 milione di euro e non siamo proprio sicurissimi di voler spendere tutti questi soldi per una casa. Molto furbamente l'agente immobiliare dice: guardate che questa casa la stanno già guardando 5-6 persone, non fatevela sfuggire. A questo punto io che cosa faccio? Stipulo un contratto con lui e pago 20.000 euro per fare in modo che questa casa per i prossimi 10 giorni possa acquistarla solo io. Però sapete bene che la mia fortuna non è esattamente proverbiale, perciò dopo aver versato questi 20.000 euro, il giorno dopo trovo una casa identica a un quartiere di distanza, più vicino al mio lavoro, che costa 990.000 euro. In questo esempio scegliamo di supporre che le case siano perfettamente uguali e la differenza di prezzo sia data solo da una persona che ha deciso di metterla 10.000 euro in meno rispetto all'altra che ci voleva fare un po' più di soldi. Quindi a questo punto siamo nella situazione in cui possiamo acquistare sia la casa 1 che la casa 2. Che scelta facciamo? Una parte di voi starà pensando: ho dato 20.000 euro per la prima casa, vado a pagarla 1 milione, non spreco questi 20.000 euro, perché se comprassi l'altra casa da 990.000 euro, sì, avrei risparmiato 10.000 euro. Tuttavia, avrei perso i 20.000 euro che gli ho dato inizialmente per tenerla ferma. In virtù di questo ragionamento, quelle persone avrebbero comprato la prima casa, quella da 1 milione di euro. Ora vi faccio capire perché questo ragionamento è sbagliato. Una volta che io ho speso questi 20.000 euro per tenere ferma la possibilità di acquistare quella casa, io quei soldi li ho versati e non li rivedrò mai più. Si tratta infatti di un costo sommerso. Quei soldi non li rivedrò mai più neanche se compro la prima casa, quella da 1 milione. Per capire che questi soldi non mi tornerebbero indietro, facciamo una semplice considerazione. Scordiamoci per un momento di aver speso 20.000 euro per avere la possibilità di acquistare in esclusiva la prima casa e mettiamoci nella condizione di dover scegliere quale delle due case comprare. Non li abbiamo spesi quei 20.000. Mettiamo questo esempio. Ovviamente tra acquistare una casa da 1 milione e acquistare una casa da 990.000, se le case sono identiche, ovviamente la seconda è la scelta migliore. Io acquisto la seconda casa, ho speso 990.000 euro più 20.000 euro, quindi 1 milione e 10.000 euro. Se invece decido di acquistare la prima casa, avrò speso 1 milione più 20.000 euro, quindi 1 milione e 20.000 euro. Ho speso 10.000 euro in più rispetto a prima. Infatti la casa non assume un valore in più solamente perché abbiamo speso 20.000 per tenere ferma la possibilità di acquistarla. Si chiama infatti effetto Concorde. Le persone sono più portate a comprare la prima casa rispetto alla seconda perché per la prima casa hanno già speso 20.000 euro e quindi non vogliono, tra molte virgolette, buttarli via, ma nella realtà starebbero risparmiando 10.000 euro comprando la seconda. Il ragionamento è che se compro la seconda casa sto buttando via 20.000 euro che non utilizzerò perché non comprerò la prima casa. In realtà ne sto risparmiando 10.000. Spero vi sia chiaro come concetto, scrivetemelo nei commenti. In coda a questo video vorrei parlarvi anche dei costi opportunità. Il costo opportunità è un costo associato all'opportunità persa nel momento in cui sto spendendo i miei soldi per investire in qualcosa piuttosto che in qualcos'altro. Per farvi capire, se ho 1 milione di euro e lo utilizzo per comprare una casa che poi metto in affitto, il mio guadagno sarà pari all'affitto che mi entra. Ora, avendo investito 1 milione nella casa, non sto investendo quel milione in qualcos'altro. Ho rinunciato quindi a altre opportunità di investimento. Ad esempio avrei potuto investire il mio milione in titoli di Stato. Se non sapete cosa sono i titoli di Stato, ho fatto un video che trovate qui in alto a destra. A quel punto i miei guadagni sarebbero pari alla percentuale che pagano quei titoli di Stato.
Il costo opportunità quindi non è nient'altro che la quantificazione di a quanto sto rinunciando per fare un determinato investimento. Se ad esempio il tasso di interesse che mi garantisce il mercato sul mio capitale è del 5%, però io lascio il mio capitale fermo e non lo investo sul mercato, avrò un costo opportunità di 5% l'anno. Sto rinunciando al mio 5% di interessi ogni anno. È ovvio che questo non sia un costo reale, non sto effettivamente pagando il 5% ogni anno, sto evitando di guadagnare il 5% ogni anno. Aggiungo inoltre che il costo opportunità è un buon modo per analizzare quale tipo di investimento mi conviene fare. Se ad esempio il mio costo opportunità è del 5% sul mercato, ma la banca mi dà il 6% per tenere fermi i soldi sul conto corrente, ovviamente sceglierò la banca. Bene, anche per questo video è tutto, fatemi sapere se era tutto chiaro. Se vi è piaciuto il video, come sempre vi invito a mettere like, condividere, commentare, iscrivervi e attivare la campanellina, e come sempre tra poco appariranno dei riquadri con altri miei bellissimi video, quindi andate a guardarli.